E che buona aria di primavera che tira, amici di Radio Chef. Beh, ci siamo immersi ufficialmente nella bella stagione e siamo pronti a goderci tutti i suoi frutti. Oggi, infatti, iniziamo subito dal vicino mare anche. Ci avviciniamo ai suoi sapori, alle sue ricette. Parleremo in particolare della ricetta dei sardoni in saor. Voi li avete mai preparati a casa? Vi sveleremo qualche curiosità per farlo, ma prima di tutto in questa puntata andiamo un po' a scoprire insieme anche qualche innovazione, perché prima di parlare di tradizione ci lanciamo un po' nel futuro che è già presente. Oltre a portarvi in questo viaggio tra i profumi di mare, vogliamo raccontarvi di una tecnologia che sta letteralmente cambiando il volto delle cucine moderne. Parliamo del piano cottura, della cottura. Dalla padella andiamo direttamente anche da Marmi Francescutti insieme alla nostra Barbara che ci porta proprio in questo viaggio. Cari amici, ben trovati. Oggi Radio Chef ci riporta di nuovo da Francescut Marmi. Sono insieme a Francesco Francescut, ben trovato. Buongiorno, ben ritrovati anche voi. Qui dietro a noi che cosa abbiamo? Beh, il vostro piano cottura. Qui appoggerete le vostre pentole e cucinerete i vostri piatti e sarà anche il vostro piano d'appoggio per la cucina. Ho detto bene? Esatto, questa è la materia prima da cui parte tutto il sistema di cottura e del piano cucina, che di solito poi entra nelle case di tutti, ed è una lastra di grès porcellanato. Queste lastre vengono sinterizzate, cioè vengono cotte come se fosse un vetro, come se fosse una ceramica, e da qui, da questa cottura, da questo procedimento, si ottiene una lastra grande 3 metri per 1,60 m. Quindi immaginate il vostro piano cucina, qui voi arrivate, appoggiate tutte le cose e durante la giornata avete tutto lo spazio di lavorarci su, fare i biscotti, preparare da mangiare, mettere i bicchieri per gli ospiti, per l'aperitivo. A un certo punto dovete cucinare, spostate tutto, mettete le pentole e il vostro piano di cottura è pronto, facilissimo da pulire, da gestire e che permette proprio l'ottimizzazione dello spazio al 100%. Esatto, infatti proprio il procedimento costruttivo con cui viene prodotta garantisce una superficie assolutamente inassorbente, resistente ai graffi e resistente anche alle temperature, e questo ci permette di cucinare direttamente sopra il piano cottura. E cuciniamo ad induzione, che è un altro vantaggio, insomma, per cucinare senza tutto quello che comporta invece i tradizionali fornelli o quant'altro, e che sta prendendo sempre più piede. Sì, certo, ormai i piani induzione sono largamente diffusi rispetto a quelli più tradizionali a gas. Questi permettono ovviamente una cottura molto più veloce, molto più smart, programmabile, e quindi va incontro alle esigenze magari moderne di una vita assolutamente molto più dinamica e molto più sempre coi tempi ristretti, ecco. E poi, insomma, da voi si possono progettare poi tutte le cucine, ma noi andremo poi a raccontarvelo nel dettaglio perché andiamo a vedere poi questo piano come diventa una volta inserito nella nostra cucina. Certo, questa è una delle tante grafiche disponibili, ovviamente ci sono ormai una varietà di finiture, di colori e di grafiche ormai quasi infinita, e di conseguenza andiamo poi a vedere quello che abbiamo realizzato nel concreto. Prima del prodotto finito, però, raccontaci come questa lastra di grès diventa il nostro piano cottura. Sì, ci sono ovviamente più fasi di lavorazione. La prima basilare è portare dentro la lastra e tramite una fresa, un disco diamantato apposito, viene tagliata, rifilata e vengono fatti i pezzi, diciamo, più i semilavorati. Poi da lì vengono buttati sopra a una macchina che si chiama waterjet, dove vengono fatti le forature, vengono fatte alcune lavorazioni particolari. Da lì poi passa nella finitura definitiva, dove vengono fatte le coste tramite un'altra apparecchiatura e tutti quei particolari piccoli che servono a dare un tocco artigianale al prodotto finito. Benissimo, allora a questo punto andiamo a conoscere il nostro piano cottura. Induzione perfettamente invisibile. Questa sembra una pentola appoggiata sul ripiano. In realtà è l'acqua che si sta scaldando, vero Francesco? Sì, torniamo sul discorso del cooking surface, di questa tecnologia che permette di cucinare direttamente sul piano ingresso. La pentola adesso, anche se sembra semplicemente appoggiata, come dicevi tu Barbara, in realtà si sta scaldando e nel giro di qualche minuto porteremo all'ebollizione l'acqua. Ma è tutta la superficie utile per capire insomma dove appoggiare la pentola? No, ci sono ovviamente dei posti dove poter appoggiare la pentola che sono contrassegnati con delle piccole serigrafie che sono anche personalizzabili, e quindi possiamo avere 3 punti di cottura oppure 4 punti di cottura.
Bellissimo, quindi immaginate il vostro spazio di cottura invisibile ma anche praticissimo da pulire, basta una passata, niente pertugi dove andare a incastrarsi. Sì, questo è un altro bellissimo vantaggio anche di questo prodotto, che non ha bordi, non ha feritoie, non ha niente che possa trattenere della sporcizia, quindi è molto pratico da pulire, e poi una volta finito di cucinare, ovviamente il top rimane tutto bello pulito ed è utilizzabile come piano di lavoro oppure come semplice top anche da estetica, da vedere, insomma. E se vi state chiedendo ma dove si accende, c'è un semplice telecomandino a distanza che vi permette di fare tutto. Esatto, c'è un telecomando integrato ovviamente nel sistema, a seconda del modello di cooking surface che uno acquista, può avere appunto un telecomando piuttosto che l'altro. Bellissimo. E poi ultima domanda, che cosa bisogna fare per averlo? Quali sono le modalità per poter, come dire, rivoluzionare la nostra cucina? Beh, basta avere ovviamente una cucina su cui posizionare il top. Il top deve essere giocoforza di grès porcellanato, perché è l'unico materiale che attualmente permette l'utilizzo dell'induzione. E poi basta venire da noi e scegliere una delle vastissime qualità e finiture che ci sono a disposizione. Benissimo, allora io prenderò già appuntamento. Nel frattempo, Francesco, io ti ringrazio, aspettiamo tutti quindi qui da te. Certo, siamo qui a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone. Siamo aperti tutti i giorni della settimana e anche il sabato mattina, quindi se volete vi aspettiamo. Igor, sai cosa vorrei adesso? Intanto ringraziamo Barbara per averci portato in questo viaggio. Vorrei una cooking surface di Francescut Marmi. Mi manca ancora la cucina dove posizionarla, però magari su questo ci lavoriamo. Intanto noi continuiamo il nostro viaggio anche sempre in cucina nel mese di maggio, perché è un mese speciale per chi ama, come vi dicevo all'inizio, il pesce fresco e di qualità. Con l'arrivo della primavera inoltrata, ormai già andando verso quasi l'estate, le pescherie si riempiono anche di tante specie diverse, tutte perfette per piatti gustosi e leggeri. Tra i pesci di stagione troviamo l'orata, il branzino, il pagello e la triglia. Sono pesci dalle carni delicate, ideali per cotture alla griglia, al forno o anche al cartoccio. E poi ci sono i mitili, come le cozze, le vongole, ottime per primi piatti e per gli antipasti. Non mancano specie più saporite, come ad esempio il tonno e il pesce spada, perfetti per chi cerca un gusto deciso e strutturato. Senza dimenticare poi i piccoli pesci azzurri, come sardine e sardoni, tipici di questo periodo, che sono perfetti per preparazioni semplici ma ricche di carattere. Ed è proprio qui che volevo soffermarmi insieme a voi, perché abbiamo trovato una ricetta di mare povera che vogliamo raccontarvi, ma veramente ricchissima di sapore. Quante volte avete assaggiato, quante volte avreste voluto provare a casa a preparare i sardoni in saor? Ecco, li andiamo a preparare proprio oggi insieme con questa ricetta che ci riporta un po' alle origini, alla tradizione di questo piatto. Ci serviranno 500 grammi di sardoni di alici fresche, 2 cipolle bianche, una foglia d'alloro, un bicchiere di aceto di vino bianco, un cucchiaino di zucchero, olio extravergine d'oliva, farina e sale. Iniziamo andando a pulire i sardoni, togliamo la testa e la lisca, lasciamo i filetti e qui ci servirà un bel coltello affilato di cui vi parlerò tra poco. Li infariniamo, li friggiamo in olio caldo per poi asciugarli su carta assorbente. Nella ricetta tradizionale, infatti, i pesci vanno prima fritti e poi messi a strati con le cipolle stufate nell'aceto. Questa tecnica non è casuale, perché nasceva per conservare il pesce più a lungo, come si faceva un tempo nelle cucine marinare veneziane e triestine. La frittura crea una barriera che mantiene il pesce integro, infatti, mentre l'aceto va a esaltare il sapore e ne favorisce la conservazione. Quindi procediamo nella ricetta. Abbiamo preparato il nostro pesce, affettiamo sottilmente la cipolla, la facciamo appassire in padella con un filo d'olio, con l'alloro e con un pizzico di sale, aggiungiamo l'aceto e lo zucchero e lasciamo sfumare. In un contenitore poi di vetro di ceramica alterniamo strati di sardoni e cipolla con il suo liquido e lasciamo riposare in frigorifero per almeno 12 ore. E qual è il segreto di questa ricetta? Beh, sta tutto nel taglio. Filettare bene i sardoni, affettare la cipolla in modo sottile, in modo uniforme. Per questo ci serve un utensile che non tradisca proprio al momento giusto, e proprio per questo noi ci affidiamo anche ad Affilautensili Natisone, che trovate sulla strada Cividale Peroleis nella zona artigianale leproso di Premariacco, partner ideale per chi non si accontenta proprio in cucina. Coltelli sempre affilati, precisi, professionali, perché anche a casa con gli utensili giusti si può fare come in una cucina professionale. Il resto lo fa l'amore per la tradizione, quindi diciamo che questa ricetta è perfetta per chi si vuole immergere a 360 gradi proprio in questo mondo. Andateli a trovare e seguiteli anche sul sito affilautensili.it.
www.sardoniainpanati.com. Parlando ancora dei sardoni, avevo una piccola curiosità da raccontarvi che arriva proprio da una delle nostre brochure, perché sardone è il termine usato a Trieste per indicare la comune alice o acciuga. Sono il tipico pesce della città, si contraddistinguono dai cugini di Napoli o di Agrigento per il loro sapore intenso e diverso da quello che a cui si potrebbe essere abituati. Si presentano piccoli e si riconoscono per la loro pasta bianca. Sono molto versatili e si prestano alla preparazione di tantissime ricette, tra cui anche, oltre a questa, i sardoni impanati, buonissimi e perfetti proprio per la stagione. E qui inizia a salire la fame. Abbiamo parlato dei pesci di stagione, ma insieme ai supermercati Bosco abbiamo studiato anche qualche ricettina per gli abbinamenti, perché a volte preparare il pesce, magari ci piace anche scegliere il pesce, ma cosa andiamo ad abbinare anche al nostro pesce? Nel frattempo anche nel nostro video facciamo un viaggio nel punto vendita Bosco, allora andiamo ad abbinare il pesce con i contorni giusti, le verdure di stagione che diventano protagoniste assolute. Iniziamo, vi racconto 5 ricette per abbinamenti. Una ratatouille mediterranea, ad esempio, un mix colorato di melanzane, zucchine, peperoni, pomodori saltati lentamente con erbe aromatiche, con timo e rosmarino. Una preparazione morbida, profumata, ideale con pesce alla griglia o pesce al forno, perché aggiunge un sapore ricco senza andare ad appesantire. Oppure i fagiolini al pesto fresco. Sono lessati, andiamo a lessarli, croccanti, leggeri e si sposano benissimo con una salsa al basilico fatta in casa. Un semplice pesto, perfetto per accompagnare filetti di pesce delicati come ad esempio il merluzzo. Oppure zucchine grigliate con la menta, tagliate a fette sottili, grigliate, si arricchiscono di sapore con un po' d'aglio, qualche fogliolina di menta fresca, e questo contorno estivo e versatile si sposa bene con quasi tutti i tipi di pesce, quindi potete davvero sceglierlo a vostro piacimento. Buone anche le patate aromatizzate al limone, tagliate a spicchi, cotte al forno con olio extravergine, rosmarino, timo e succo di limone, diventano un contorno perfetto e profumato. Un'ottima scelta per orata, branzino e anche altri pesci dal sapore delicato. Chiudiamo la nostra rassegna con un'insalata, questa volta di finocchi, arance e olive. Finocchio croccante, affettato sottilmente, che si abbina perfettamente con spicchi di arance e olive nere, creando un contrasto fresco e aromatico, ottima con pesci affumicati oppure con pesci marinati. E per chi sta pensando già anche agli abbinamenti di vino, sì, abbiamo studiato anche questi per quanto riguarda le nostre ricette. In particolare per i sardoni in saor vi consigliamo una ribolla gialla, fresca, secca e con una buona acidità, perfetta per pulire il palato dall'agrodolce del saor, accompagnare il pesce azzurro, oppure una buona malvasia istriana, aromatica ma elegante, con una nota minerale che si sposa benissimo con i piatti di mare, o un buon friulano, un bianco morbido leggermente mandorlato che si adatta bene al contrasto di sapori del saor. E tutto questo lo potete trovare anche ai supermercati Bosco di Trieste, nel punto vendita più vicino a voi, con tantissime offerte per pensare, oltre alla spesa di stagione, anche al nostro portafogli, che, ricordiamolo, è sempre molto importante. Quindi scegliere il luogo giusto ci aiuta anche in questo, oltre a mantenerci sani e avere un gusto sempre bello intenso, quello della frutta, della verdura fresca fresca. E noi chiudiamo invece con un po' di relax, perché dopo aver cucinato abbiamo preparato i nostri sardoni, abbiamo preparato il contorno del pesce, ma non vogliamo rilassarci un pochino anche in questa bella stagione? E allora ci accolgono a braccia aperte le nostre due amiche della trattoria I Due Leoni di Muggia. Eccole qua, sono fantastiche, sono sicuramente frizzanti. Quando andrete a trovarle troverete tutto la creatività, la curiosità in cucina e non solo. Una bella vista mare, il mare va a unirsi anche alla tradizione, qua al profumo del pesce fresco. Intanto ci stiamo facendo un piccolo giretto per Muggia. Questa trattoria è nata nel 2012 e non è solo un ristorante, è proprio un'avventura, un'esperienza, una dichiarazione di affetto verso la cucina di mare e verso i sapori autentici. A guidarla non ci sono due leoni, ma ci sono veramente due leonesse, due donne forti, appassionate, che hanno fatto della loro grinta un ingrediente fondamentale di ogni piatto. Qui il pesce non è solo un alimento, ma è una storia da raccontare. Ci sono tantissime ricette della tradizione. Potete ad esempio proprio adesso chiudere gli occhi e magari immaginarle, come le cozze alla scottadeo. Si mangiano bollenti, sì, proprio tanto da scottarsi le dita, ma ne vale la pena. Un buon piatto di pasta alle vongole, oppure proprio i nostri sardoni in saor. E poi i tris, che secondo me sono il modo perfetto per gustare un po' di tutto. Ci sono quelli di bruschette, di capesante, perché non ci piace scegliere ogni tanto, ci piace proprio provare. Parlavamo anche dei nostri sardoni, i nostri sardoni fritti, e anche quelli li potete trovare belli caldi, me li sto già immaginando a gustarli. Poi tantissimi anche primi, il risotto alla marinara da condividere proprio, e i secondi c'è il pescato del giorno che varia come il mare, una volta può essere il rombo, il branzino, dipende dal vento e dalla fortuna anche del pescatore. I dolci invece non sono in lista, cambiano ogni giorno, è come un po' pescare alla cieca nel golfo, non si sa mai cosa si trova, ma è sempre una delizia. Quindi la trattoria ai Due Leoni non è solo un posto dove si mangia bene, ma dove si vive anche
l'esperienza e soprattutto l'entusiasmo di chi non ha smesso di sognare. Andatele a seguire sui social, ecco, le troverete subito pronte ad accogliervi a braccia aperte e le trovate proprio nel cuore di Muggia, quindi godetevi anche lo spettacolo Vista Mare. E direi che con questa vista anche il nostro appuntamento di Radio Chef si chiude qui. Continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social e a seguire tutte le ricette anche sul nostro sito radio.0.it con tutte le puntate. Ciao a tutti, buon weekend e buon gusto!